Anche quest'anno il Vaporetto Rosa riprende la sua navigazione per promuovere la prevenzione del tumore al seno a Venezia e nelle isole della sua laguna. L'Ottobre Rosa è diventata un'istituzione che solo l'anno scorso ha organizzato circa 80 iniziative su tutto il territorio comunale e che quest'anno si estenderà anche ad altri 15 comuni della città metropolitana che rientrano nel distretto dell'Ulstrè per rafforzare un messaggio di prevenzione e di vita. Dal cancro al seno si può guarire, grazie soprattutto a uno strumento efficace che è quello della diagnosi precoce. Allora vogliamo arrivare non solo alle donne che sono in età di screening e quindi sollecitare all'adesione dello screening mammografico, ma vogliamo arrivare anche alle donne più giovani, perché purtroppo di cancro al seno si ammalano sempre più donne giovani. Da quando noi usiamo questi sistemi promozionali, diciamo così, l'aderenza agli screening contro il tumore al seno è cresciuta in maniera molto importante, tanto che la nostra provincia arriva addirittura quasi l'80%, diversamente da molte regioni italiane dove sono ancora fermi al 30%. Il primo viaggio di quest'anno il Vaporetto Rosa l'ha compiuto attraversando il Canal Grande fino a Cafarsetti, prima tappa di un lungo tour che avverrà anche su 2 ruote nell'entroterra. Negli ultimi anni ci eravamo chiesti cosa potevamo fare di più e la risposta è stato andare in terraferma a parlare di prevenzione, dove c'è stata un'adesione incredibile da parte dei comuni della città metropolitana. I risultati ottenuti nel veneziano da una campagna di informazione sempre più partecipata sono stati riconosciuti a livello nazionale dal Ministero della Salute e l'arrivo di un autobus rosa che si accompagna alle diverse iniziative che già si svolgevano nell'entroterra rafforza il progetto ulteriormente. Raggiunge tante delle nostre città con lo stesso atto di sensibilizzazione. Possiamo lottare contro i tumori solo attraverso la prevenzione. Il modello Venezia è un grande modello.